Buonasera Roma, che è sto mortorio? Fate un po' di casino, fatemi sentire. Fatelo, di più. Fatemi vedere. Lato sinistro, vai. Lato destro, vai. Democristiani, andate. Buonasera Roma, fatemi un altro applauso, grazie di essere venuti qua a Comedy Clash. Benvenuti e benvenute, come va? Come state? Ti sei ripreso ieri dalla sega che ti sei fatto? No, ma dico non perché sei te, perché c'era il Super Bowl ieri. Hai visto lo show? Non ti sei un cazzo. Donne, vi siete riprese dalle masturbazioni dopo Bad Bunny? Senti come ridono tutte quante e dicono sì. Chi è che è qua in coppia stasera? Fidanzati, alzate le mano. Le mano. Tu? Ieri notte avete scopato? Non per mettervi in imbarazzo, però tu hai visto che lei aveva gli occhi chiusi e stava facendo prima volta che voleva un immigrato lei, ho visto. Come ti chiami tesoro? Che fai nella vita là? Per il momento niente, incredibile, non sei napoletana, pazzesco. Perché prima cosa facevi? Cosa? Bioingegneria, c'è una bioingegnera donna senza lavoro? Ah, tra poco inizio, quindi tiratela di meno però, non è che adesso... E tu? Ingegnere informatico. Ingegnere informatico, chi è più alto nella classifica degli ingegneri tra voi due? Lui? No, lei decisamente perché lei ha fatto scienze delle costruzioni, io no. Quindi... Qualcuno ha capito qualcosa di questa... Tu hai capito? Perché cosa fai? Ingegnere, pazzesco, incredibile. Wow, e tu che ingegnere sei? Biomedico. E biomedico rispetto all'informatico? Sempre sotto? Ma com'è che voi ingegneri informatici avete conquistato il mondo? Tu e quel pezzo di merda di Elon Musk. Ma sei anche tu fascista come lui o no? No. Ho chiesto, lui sembra più fascista di te, però. Torniamo a te, come ti chiami te invece? Marco, che fai nella vita, ma? Autista 118. Pensavi che c'era una piazza del spaccio qua. Cioè, posso dire che ti sei autoinsultato da solo? Ma, che grande autostima! Cioè, ma poi perché qua sotto? Ti facevo uno da torpignattare in realtà. Cioè, qua devi avere troppi soldi, autista 118, quindi guidi l'ambulanza? Cioè, le nostre vite sono in mano a te. Porco Dio, raga. Cioè, quando state male arriva Marco e va, oh, pensavo che c'era una piazza di spaccio qua sotto. E invece deve guidare l'ambulanza a casa. Guarda questo come ride, Tu invece cosa fai con quel marsupio da omosessuale, che è? Omosessuale si offre, finché insultavo lui era ok. A omosessuale ho detto io, no, a me piace la fica. Che c'è là dentro? La pistola? No, perché io sono albanese e so che non sembra, ma quando vedi un uomo albanese con quella roba là c'è un'arma dentro di solito. Che fai come ti chiami? Gelataio ti chiami? Ok, fai il gelataio. E invece io pensavo che avessi una piazza di spaccio qua sotto, incredibile. Sì, ma come vi conoscete questo gruppo di quattro? I quattro cavalieri dell'Apocalisse, eccoli qua. Sì. No, ti prego, vediamo quanto gli vuoi bene adesso, dai. È tuo fratello. Madonna santa, non vorrei essere i vostri genitori. Tu immagini che hai due possibilità di fare due figli e escono sti due. Uno che vuole il 118, l'altro che vende i gelati ai turisti. Dove li vendi i gelati? A Nettuno? Allora non ci sono turisti, perdonami. Che cazzo c'è a Nettuno? Bravo! Io spero che un terrorista islamico si faccia saltare nella tua gelateria quando dice dicendo 10, non è vero. Tu cosa fai? Giardiniere? Ok, tu? Agente di commercio. Tiratela di meno, però non è che... Cioè, ha guardato i suoi amici e fa, io ho un lavoro vero, non come sti deficienti. Cioè, e cosa vendi, agente di commercio?
Sigarette elettroniche, pazzesco, wow, che fico. Non so, e qual è la sigaretta elettronica che si vende di più? Quella che costa meno. Quella che costa meno? È la stessa cosa che diceva lui con la droga, uguale. Ok, vabbè, e da quanto vi conoscete? Ma ti siete tutti di Nettuno? Cioè, tu perché stai a Nettuno? Ti hanno esiliato, cosa è successo? Sei finito là, ma tu stai a Roma? O stai a Nettuno anche te? A Pomezia, quindi meglio un po'. Pensate di vivere in una famiglia in cui quello che è nato a Pomezia è quello che ha fatto carriera. Tu sei della Garbatella, madonna, i tuoi genitori stanno impiccando in questo momento. Cioè, dalla Garbatella, uno a Pomezia, l'altro a Nettuno, dico, madonna, per fortuna che sono all'estero. Vabbè, ok, facciamo di parlare con qualcun altro. Chi è la prima volta che viene a una serata di stand-up qua? Una persona sola? Anche voi, vabbè, ma non mi interessate. Mi interessate. Come ti chiami? Pasquale, che fai nella vita, Pasquale? Non mi conviene saperlo. Allora, se dici così, di solito è o sbirro o agenzia delle entrate. Posso dire, sei riuscito a dire l'unica cosa peggiore di uno sbirro. Quanto è bello esibirsi gratis questa sera. Con tutti i documenti in regola e senza neanche un po' di compenso, già, qui è tutto. Tra l'altro sono bravissimi lì al bar, a me hanno fatto 7 scontrini. Per una cosa sola, pazzesco, devo dire, facciamo un applauso alla legalità, pezzi de merda. Agenzia delle entrate, con chi sei qua? Con chi sei qua? Con loro? Lo conoscete? No. Perché, cioè, in che relazione sei con questo tavolo de fregne più... Cioè, che succede? Com'è che uno dell'agenzia delle entrate scopa più di un'ingegnera donna da solo? È il potere dell'agenzia delle entrate. Io spero che saltino in aria anche da voi. No, non so, mi hai rovinato la serata. Io prima volevo fare tipo un pezzo di stand-up comedy, adesso sono qua che penso, porca madonna, alle 7:30 l'ho pagato. Cioè, cosa ho fatto? Ce l'ho fatta o no? Guarda il gelataio che fa, io gli scontrini non so cosa sono. Cioè, ChatGPT, cos'è uno scontrino? E ChatGPT ha risposto, non lo sa Nettuno. Allora, questo tavolo, sono curioso del tavolo di... Come conoscete la gente delle entrate? Ma scusa, il corso di teatro ti hanno fatto la fattura? No? Vedi che potete fare finta di niente allora, pezzo di merda? Perché con me non fate mai finta di niente? Le cartelle esattoriali, già ho 5 euro. Tu sei un infiltrato? Cioè? Vogliamo tutti quanti prenderci un momento e bestemmiare insieme? Vabbè, scusate, voi fate un lavoro più decente, compensate almeno la schifo della gente dell'SS del capitalismo. Tu che fai? Come ti chiami, tesoro? Iniziamo dal nome. Silvia. Detto con un... No, dimmi il lavoro, dai. Beh, come non so se dire, dobbiamo stare qua da 8 ore. Sei una sindacalista? Cioè, è possibile davvero? Adesso chiedo al prossimo, è un agente immobiliare, vi spariamo tutti quanti insieme. Cioè, c'è un agente immobiliare nel tavolo? Là in fondo? Come ti chiami? Andrea, ok, non me ne fregava più un cazzo, nel senso, no, qualcuno ha cercato casa a Roma quest'anno? Tu? Com'è andata? Male. Allora, se vuoi, puoi menarlo. Cioè, io ho giocato a Roma quest'anno, poi mi dispiace che sia un agente immobiliare, anzi sono contento perché, non so se avete visto la faccia che gli agenti immobiliari ti presenti tipo a cercare una casa e ti fanno tipo le domande, tipo la tua ex quando torni da Ibiza, hai presente? Che ti fanno tipo, con chi sei stato? Dov'eri? Quanto hai guadagnato? Perché è una malattia venerea? Ho detto, che cazzo vuoi? Cazzo c'entra le malattie venere, pezzi di merda? Cioè, poi la faccia che usano questi termini tutti nuovi, tipo a me mi hanno portato in giro per Roma e mi fanno, allora, adesso questo è un loft.
erano tipo, regà, una soffitta, c'era ancora la firma di Anna Frank sopra. C'erano pezzi del diario, l'altra volta mi guardavo un'altra casa e fa, questo è un bellissimo basement, entri dentro, ci sono le ossa dei cristiani nelle catacombe di Nerone, con scritto ancora INRI sul muro, e ti fanno, costa solo 950 euro, ma devi avere un garante, vaffanculo, prendo una bara, coglione. Ok, e io adesso ho trovato casa, sono finalmente riuscito a trovare casa al Pigneto, qualcuno abita al Pigneto? Lui c'ha zone spaccio. Ma lui al Pigneto non lo fanno entrare, non è una lesbica. Io, Pigneto è stranissimo vivere al Pigneto da maschio eterosessuale ed essere la persona a cui piace la figa di meno. Io so se... Gli applausi sono gratis, si possono fare. È stranissimo perché cioè, siamo d'accordo che alle lesbiche la figa piace molto di più di quanto piace a noi uomini etero. Cioè le lesbiche per la figa farebbero cose che noi uomini etero non faremo mai, tipo ascoltare. Cioè, io allora devo dire che io perché non so quanti di voi lo sanno, io in realtà non mi sono ancora presentato, sono Giuliano Nimet Dule, perché direte sto nome di merda? Perché sono albanese e pensate che vita che ho avuto, che sono albanese, parlo con l'accento veneto e assomiglio a Matteo Salvini. Ce l'ho detto una serata in Veneto, si alza una signora e fa, sì però te sia versione erotica di Matteo Salvini. Ho detto, sì signore, è il mio sogno quello di far squirtare acqua del Po alle vecchie padane. Ok, piano piano, mi piace, stiamo... no, è strano essere extracomunitario e avere l'accento veneto tipo a Roma, perché quando arrivi a Roma, tipo ogni tanto prendo i taxi e i tassisti mega confusi. Perché ti vedono, sei un maschio, veneto, eterosessuale, e loro dicono, chiaramente è di destra. E si sentono in competizione perché dicono, cazzo, questo è veneto, devo fare bella figura. E come entrano in taxi cominciano a fare, oh, io li odio i negri. Oh. Io li odio i froci. Oh, io li odio i rumeni de merda. E a rumeni de merda mi convince perché anche noi albanesi, cioè, li odiamo. Però è uguale anche all'opposto, perché tipo, cioè io sono tipo lì in questo taxi e ho sempre un dilemma, perché gli dico, cosa faccio? Cioè, rispondo da Veneto o gli dico che sono extracomunitario e passiamo 25 minuti in silenzio in cui lui continua a controllarsi la tasca per vedere se ha il portafoglio e poi devo spiegargli perché ho il suo portafoglio, cioè e quindi capite, cosa fai, no? Cioè o gli dici che sei albanese oppure dici 2 volte negro, fai lo sconto. Io cosa scelgo? Ho sconto, ma te pare, visto che lavoro faccio, è gratis stasera, non mi pagano, non ricevo nessun compenso in moneta sonante, io lo faccio per la gloria, tu mi paghi in gelati e soffocotti dopo, ok? Va bene, dai, siamo pronti per il primo comico della serata? Siamo pronti? Fate un sacco di casino per il fondatore di Comedy Clash, signore e signori, lui è Brian Galliangeli. Di più per il nostro MC Giuliano Dule. Buonasera, buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie. Allora, per chi non mi conosce, sì, io mi chiamo Brian. Stasera vi volevo parlare un po' dei miei amici. Io ho un gruppo storico di amici, ci conosciamo da una vita, abbiamo anche delle tradizioni come gruppo che ci portiamo avanti da una vita. Tipo noi tutti gli anni ad Halloween prendiamo la macchina, andiamo a Firenze, facciamo serata in discoteca e poi dormiamo in macchina. La chiamiamo la nostra serata Aldo Moro. L'unica cosa che non mi piace dei miei amici è che hanno un modo di scherzare molto tossico, per cui tu magari gli mandi un messaggio tutto carino sul gruppo WhatsApp, una roba del tipo regà, ho trovato questo nuovo ristorante, vi va se lo proviamo? Loro subito, ma che cazzo dici? Ma sarà una merda, a coglione, a frocio. Ora, devo essere sincero, a me, se un amico mi chiama gay, non mi dà fastidio, ma se un gay mi chiama amico... Facciamolo, dai. Ci scaldiamo un po'. Grazie. Io e i miei amici ormai abbiamo tutti 30 anni e quindi vedo che piano piano stanno cambiando un po' le conversazioni che facciamo. Iniziamo a parlare di mutui, di fare figli. Tipo l'altro giorno il mio migliore amico mi ha detto che sta per diventare padre e per scegliere il nome del figlio ha deciso di usare la tecnica Elon Musk. Non so se la conoscete. Elon Musk ha 10 figli e il 10° figlio l'ha chiamato XNXX743 punto esclamativo.
Sto nome così strano gli è venuto in mente perché lui stava lavorando al computer sulla tastiera. A un certo punto la moglie è entrata in stanza e gli ha detto: amore, sono incinta per la 10ª volta. E no, porco Dio! Grazie. Io pure lo vorrei prima o poi un figlio, però mi rendo conto che adesso sono ancora troppo immaturo, troppo un coglione. L'ho capito a Natale, quando abbiamo fatto la cena della vigilia, perché a un certo punto entro in camera di mio cugino e lo becco a fumare. Gli avrei dovuto fare una ramanzina, invece ho finito solo per scroccargli in drum. E in generale quando faccio queste cene con i parenti per me è sempre un incubo, perché c'ho una famiglia molto tossica, di quelle che si urla addosso, e questa cena nello specifico è stata proprio un disastro perché mi hanno fatto sedere tutto il tempo accanto a mia cugina, e mia cugina è una tipa un po' strana. Tipo io ogni volta provo a parlarci, no? Gli dico: allora cugì, che mi dici, come vanno le cose? Lei subito: guarda bra, ultimamente mi va tutto male, mi va tutto storto, però me l'aspettavo perché questo mese ho la luna in Capricorno, che per chi non lo sapesse significa che mia cugina è ritardata. Allora mi sono alzato e ho detto: vabbè, facciamolo. Grazie. Allora mi sono alzato, no? Ho detto: vabbè, cerco qualcun altro con cui parlare, e per fortuna ho beccato i miei nonni. I miei nonni sono gli unici normali della famiglia, solo che pure loro adesso, poverini, stanno vivendo un momento un po' difficile perché a mia nonna da poco hanno trovato un tumore alla mandibola. Io non sapevo manco che esisteva. Praticamente le hanno dovuto togliere tutti i denti, poverina. Però diciamo nella tragedia ho visto che questa malattia ha rafforzato ancora di più il rapporto tra mio nonno e mia nonna, perché lei adesso fa dei bocchini clamorosi. Mia nonna è fissata con la mia ragazza si chiama Francesca, mi chiede sempre di raccontarle cose di Francesca. Allora l'altro giorno le ho raccontato del nostro primo appuntamento, il primo appuntamento mio e di Francesca. Io me lo ricordo benissimo perché Francesca viene da me e mi dice: senti, non facciamo una cosa elegante, andiamo al Bangla, prendiamo 2 birre, i taralli, le olive, le mandorle, andiamo al parco e ci facciamo una canna. Tutto perfetto, solo che io non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Però non mandava di passare per quello coglione che non ha mai fatto esperienze, quindi io ho detto: dai, sì, andiamoci a fare sta canna, che problema c'è? Mi faccio 2 tiri, regà, divento un mongoloide, non ci capisco più un cazzo, sto fatto come una pigna, quindi dico: no, vabbè, sto troppo fatto, mi devo ricchiappare. Per ricchiapparmi dico: vabbè, mi attacco alle mandorle, mi inizio a mangiare ste mandorle. A un certo punto vedo lei che sgrana gli occhi, mi guarda, mi fa: bra, ma tutto a posto? Sì, perché? Boh, te stai a mangiare i noccioli d'olive. Non so come mi ha dato un'altra occasione e adesso stiamo insieme da 7 anni, ci amiamo un sacco, e uno dei motivi per cui io mi sono innamorato di Francesca è perché lei non è come le altre ragazze, lei è di Morena, quindi è bella coatta, bella ruspante. E vai, Morena is in the house. E andiamo. Non è una di quelle tutte gni, no? E io sta cosa l'ho percepita, cioè la percepisco soprattutto quando facciamo sesso, perché con le altre ragazze, quando era il momento di fare l'amore, io dovevo mettere un film su Netflix, accendere le candele profumate, dargli i bacetti sul collo. Adesso con Francesca, quando è il momento di scopare, è lei che viene da me e mi dice: preparate, mi stanno a far bidè a fregna. L'unico problema del sesso con Francesca è che a lei piace parlare durante il sesso, ma fuma un botto, quindi c'ha la voce roca, e le piace scopare al buio, quindi certe volte io sto là che dico: cazzo, mi sembra di scoparmi Marco Giallini, cioè lei che... E poi ultimamente mi si è inculata perché dice che ho messo su troppo peso, allora per cercare di dimagrirmi mi sono iscritto a pugilato e ho scoperto che fare pugilato sta aiutando anche la mia vita sessuale, perché adesso finalmente posso difendermi da mio zio. Io ho finito, grazie. Vi chiamo Chiara Bicchieri. Di più. Ancora per Brian Gagliangeli, il nostro CEO. Buonasera. Abbiamo tossito insieme. Hai visto? Che cosa? Screenshot vuol dire che hai scureggiato e tossito nello stesso momento? Ci vuoi deliziare? Ma voi siete la banda dei gelatai? Ah, perfetto. Bene, mi presento, io sono Chiara, però prima di iniziare una rapida info di servizio e poi andiamo. Volevo sapere se mi vedete. Lo prendo per un sì? Pure da laggiù mi alzate la mano, mi fate in cenno, mi vedete tutti? Perfetto. Oh, vedi? Allora non so così bassa come dice il pediatra. Ci sua.
Sì, perché mia madre mi porta ancora dal pediatra perché è una mamma un po' accollosa, un po' troppo presente. Vediamo, abbiamo delle mamme in sala? No? È davvero? Sul serio? Stanno a fare cazzi loro? A posto. Vabbè, come cazzo andiamo avanti? Abbiamo... Ce la do io, no, però giusto, vuol dire che abbiamo delle donne, insomma, emancipate. Vabbè, e abbiamo invece dei calabresi in sala? Eccolo, ci stavano a casa pure loro. Ma te mi vuoi rovinare la serata, vaffanculo. Di dove sei, compà? Provincia di Reggio Calabria, benissimo. No, mia madre appunto è così accollosa perché ha questa sindrome della mamma calabrese. Sei d'accordo? Soltanto lui, calabrese? Oh, hanno tagliato i collegamenti da Piazza Bologna? Ah no, eccoli, mi stavo a preoccupare. Ci sta ancora l'autobus, sì? Perfetto. No, è importante, almeno con noi siete collegati. Ok. Allora, e quindi mamma, cioè questa sindrome della mamma calabrese è un po' troppo presente. Confermate? Dai. Quindi io sono, allora, romana di seconda generazione, perché ho papà romano e mamma calabrese. Che cosa ha significato questo nella mia vita? Ma per esempio da piccolina, quando stavo alle elementari, i bambini mi chiedevano di sedersi al banco vicino a me, io gli dicevo di sì, però gli chiedevo il pizzo. Questa è stata una delle prime conseguenze. Poi adesso, vabbè, sono cresciuta, ok, faccio stand-up comedy, però per mia madre io faccio le recite. Faccio le recite e lei è molto preoccupata che io torno a casa le sere. Mi dice Chiaretta, tu torni a casa le sere sempre da sola. Oh, per mia madre scopo mai. Sempre da sola. E attenta che ti succede qualcosa di brutto. E mi fa, Chiaretta, quindi tu quando stai vicino al portone prendi il telefono e inizi a parlare con qualcuno e dici il nome di un uomo ad alta voce e vedrai, Chiaretta, che non ti succederà niente di niente. Grazie, ma per questo consiglio, perché io me li immagino i serial killer, quelli simili alla faccia del gelataio, appostati là dietro la panda grigia metallizzata. C'hai qua la macchina te? Sul serio? Sul serio? Te muovi coi mezzi perché ti hanno levato la patente. Comunque, insomma, i serial killer l'ha posta dietro la panda. Ecco, raga, arriva da Chiaretta. Oh, ma sta il telefono pure stasera. Potremmo fargli in cazzo. Oh. Ha detto Stefano, Antonio, Francesco, via! Ma sono ancora qua! Un applauso ai metodi di mia madre! A qualcosa servono. Comunque, a un certo punto io sentivo troppo la presenza di mia madre nella mia vita, quindi appena ho potuto mi sono levata dal ca e ho fatto l'Erasmus durante l'università, l'Erasmus in Spagna. Mi confermate l'unico Erasmus che esiste? È vero, siamo d'accordo, l'Erasmus in Spagna. Ovviamente mia madre, da brava calabrese, era molto preoccupata che io andassi là e mi diceva sempre Chiaretta, tu sicuramente vai là, esci tutte le sere, ti ubriachi, provi pure qualche droga. Una veggente, mia madre. Però questa cosa a me è stata importante, questa esperienza, perché mi ha lasciato la voglia di viaggiare, ma un'altra persona, oltre a mia madre, si è ostacolata a questo mio desiderio. Il suo nome è Aureliano. È un signore sulla settantina che frequenta sempre un bar sotto casa mia al Quadraro. Lui ci passa 3/4 del suo tempo in quei bar che riportano l'insegna non solo bar, perché è pure casa d'Aureliano, infatti. E sta là tutti i giorni e lui è contro il fatto di viaggiare, di muoversi, ok? Devi stare solo a Roma. E lui ogni anno, nel periodo che va diciamo da fine agosto a inizio settembre, comincia questa storia. Ah, ma è inutile viaggiare ancora, che viaggi, Chiari, è inutile. In Italia c'avevamo tutto, in Italia c'avevamo tutta biodiversità. E faccio, Aureliano, ma te manco sa che cazzo vuol dire biodiversità? E invece sì, dimmi un paesaggio, dai dimmelo, non mi fa perdere ritmo, dimmelo! A montagna c'è sta, dimmene un altro. A collina c'è sta, un altro! E il mare c'è sta. A Pineta. A Pineta? C'è sta pure la Pineta, e il vulcano, e il fiume, e il lago, la fregna, c'è sta! Però Aureliano non mi ha, diciamo, intimorito più di tanto e così io ho fatto un viaggio importante con We Road. Conoscete?
Allora, per chi non lo sapesse, We Road praticamente è un gruppo di circa 10 persone che fanno finta di essere amiche per 2 settimane, però in realtà provano l'uno per l'altro lo stesso odio che Selvaggia Lucarelli prova per tutti. Ok? Ce l'abbiamo, è un po' quello lo stile del viaggio. E questi stavano là un po' che se la tiravano di tutti i viaggi che avevano fatto, no? Stavano là, io mi sono fatto Machu Picchu, le 7 montagne meravigliose, i templi d'Angkor in Cambogia, il Salardo in Bolivia. Te che te sei fatta? Boh, io tu frene Blanca con Aureliano sotto casa. Vaffanculo, va. Allora ho scelto un altro tipo di viaggio quest'estate. Mi era capitata su Instagram sta pagina che diceva vieni con noi per lasciare il segno. Bella cazzata. E sono andata in Kenya. Il Kenya, certo, un paese in via di sviluppo, difficile da raggiungere e con una criminalità organizzata fortissima. Praticamente è Calabria. Me ne potevo stare con mamma. Poi è stato un viaggio importante, mi sono dovuta preparare, ho dovuto fare un sacco di vaccini prima di andare, Ho dovuto fare l'epatite A, la febbre gialla e più di quello che mi ha sostenuto, più di tutti. Chiara, il tifo. Scusate, ci tengo a sta cazzata. Ma pure voi! Pure voi! È proprio una cazzata. Vabbè, che succede? Che arriviamo là per aiutare sti bambini che palesemente non volevano essere aiutati. Ok, quindi stavano tranquilli e sfoderiamo i nostri iPhone per riprendere la situazione. Erano super ubbidienti. C'è stava il direttore che sembrava che l'accordasse col diapason. Vi ricordate il diapason? Così. Oh, good morning teacher, good morning children. A una certa uno di loro, Pier Diapason, gli sbrocca il teacher, gli fa ah teacher, ma questi ci vengono a fare le foto a noi mentre studiamo, leggiamo, ma noi dovremmo fargli il video a loro quando ballano afrobeat de merda solo per scopà. Ah regà, era il nipote d'Aureliano, perché se no non si spiegava. Sono rimasta pure io. Comunque, perché proprio il Kenya? Perché io sono una maestra, insegno in periferia, però cerco diciamo di utilizzare dei metodi alternativi con i bambini, con insomma le mie colleghe napoletane che sono, sappiamo no, l'80% delle maestre. Ringraziamo infatti la manodopera campana, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora, noi praticamente per richiamare i bambini dalle ricreazioni ogni tanto proviamo questa canzone africana. Io lavoro in periferia, quindi mentre i bambini volano, fanno i cocktail shakerati, Coca-Cola e menta, tu madre è una puttana, e noi allora, è in quei momenti che io tante volte mi sono fermata e mi sono detta ma chissà se in Kenya c'è una maestra corrispettiva che in una scuola per richiamare i bambini dalla ricreazione si mette a cantare io ti dirò le cose dette mai e la risposta è no, non c'è. Torno da questo viaggio e trovo una notizia su Repubblica, articolo con scritto è nato a Fasano, nello zoo di Fasano in Puglia, il primo gorilla italiano di seconda generazione da genitori dell'Africa centrale. Ho pensato poraccio, madonna, questo modo si dovrà assorbire tutte quelle cose che diciamo noi gli italiani di seconda generazione, no? Ah, mazza, c'è il ritmo nel sangue, no? Ma quest'estate vedrai la tua famiglia, parli benissimo italiano. Ma che italiano? Quello è di Fasano, parla barese, parla quelle canzoni italiano. Però bravo così gorilla, devi rimanere autoctono, ok? Devi rimanere autentico. Ce l'ha insegnato Bad Bunny, regà. Che cazzo ha fatto? Voglio fare un applauso a Bad Bunny. Ha fatto il fuego. Make reggaeton great again. Soltanto che Trump ha detto che non l'ha capito. Ho trovato qualche analogia con Salvini che non ha capito la poesia recitata da Gali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la poesia di Gianni Rodari. Oh, regà, era scritta in italiano. Grazie! E richiamo sul palco il nostro super MC Giuliano Dule! Continuate l'applauso per Chiara Picchierri, fatelo!
Continuiamo, bene, sono contento. È sempre bello da immigrato vedere che ci sono delle donne bianche di sinistra che ci difendono. Io adesso che sono, trovo in uno strano anello di congiunzione nella mia vita, perché abito al confine tra il Pigneto e Torpignattara, che è un luogo in cui si scontrano lesbiche e pakistani, è incredibile. È pazzesco, io sono lì in mezzo che sono l'unico extracomunitario tipo bianco e i pakistani vengono da me per consiglio, no? Mi dicono, tu fratello che ce l'hai fatta, spiegami una cosa, perché le persone ricche bianche del Pigneto hanno le bici? Come noi. Non capisco mai sta cosa perché, capito, avete visto che sono tipo al Pigneto usano un sacco di bici, i pakistani usano un botto le bici per consegnare le cose e un altro giorno mi ha fermato e fa, ma quanto devono essere sfigati questi bianchi nati in Italia ricchi che non hanno soldi per comprarsi una macchina. Faccio, ma no, lo fanno per l'ambiente, non ti preoccupare. Il tizio mi fa, io sono nato troppo povero per essere ambientalista. Affanculo Greta Thunberg. Io faccio, oh, stai tranquillo vecchio, è un discorso inventato, non importa. Cioè, siamo solo nella mia testa. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Allora, questa non è entrata, non importa. Amano i pakistani. No, non mi servono gli applausi di compassione. Che cazzo me ne frega, tanto io faccio questa serata gratis, vero Agenzia delle Entrate? È per quello che non faccio battute mie, perché non mi pagano. Devo inventare. Allora, cerchiamo di parlare con qualcun altro del pubblico, vediamo. Questo tavolo di due signorine qua, come state? Bene. Siete insieme perché siete lesbiche, siete del Pigneto, che è? No? Che siete etero? Sì? Come mai siete sole? I figli? Avete lasciato i figli africani in Kenya, cosa avete fatto? Non ho capito. Che c'entra Chiara questa roba? Che lavoro fai? Ah, avete fatto le vaghe perché vi vergognate dei vostri figli? Cioè voi avete visto due figli così e vi vergognate dei vostri? Che fanno i vostri? Ma certo che ho seguito, ero là, non hai seguito Chiara, che cazzo vuoi? Ma mi viene a dire come fare il lavoro mio? Ma quando l'agenzia delle entrate mi chiede quanti soldi ho fatto. Questa qua che mi viene a dire che non so fare il lavoro mio. Oh! Ma che è? Chi cazzo sei? Mi madre, oh! Allora, come ti chiami? Manuela, che fai nella vita, Manuela, oltre ad essere stronza? L'avvocato, sei una puttana allora, affanculo. Che tipo di avvocato sei, Persona molto simpatica alle cene, dimmi. Tu vai dai dottori e gli fai, non sai fare il tuo lavoro, non hai ascoltato. Che avvocato sei? Penalista o finto? Civilista? Ti occupi di divorzi? Ci sta. Quanti ne hai avuti tu? 0? È morto il marito, che è successo? Si è suicidato, che ha fatto? Sta coi figli. Cioè tu sei l'esempio del femminismo. Cioè il marito sta a casa, tu stai qua a rompere i coglioni a me, quando potevi romperli a lui. È incredibile, pazzesco. Va bene. E invece l'amica, come ti chiami tesoro? Claudia, che fai nella vita Claudia? Lavori in una scuola? E cosa Cioè per dire così sei una bidella. Sei un insegnante, no? Cosa fai? Segreteria? Per i bambini disabili? Ah, allora. Pensavate di essere al sicuro adesso? Ora, partiamo da lontano su questa cosa. Qual è il vostro rapporto con Fabrizio Corona? Allora, il mio rapporto con Fabrizio Corona è lo stesso che ho con la guerra. Generalmente sono contrario, ma dipende a chi capita. Cioè, tipo, se la guerra capita tipo a Finlandia e Norvegia, dico no, un sacco di fiche morte, non mi va bene. India, Pakistan, speriamo che duri a lungo. Cioè, dipende dalla guerra, veramente. Chi è l'unico? Chi è l'antipakistano che ha applaudito là? Cioè, mi piace. Come mai sei razzista, tesoro? È una battuta che faccio per capire chi è di Casa Pound, questa. È incredibile, è una con i capelli lunghi, pazzesco. Mi aspettavo da lui di essere di Casa Pound, invece no. Senti, allora, no, perché il mio Fabrizio Corona, io non saprei veramente chi odiare di più tra Fabrizio Corona
e quel ritardato che fa su Striscia la Notizia i servizi sulla bicicletta, come si chiama? Brumotti. Cioè, io se dovessi scegliere a chi sparare in testa tra Brumotti e Corona non saprei, perché Corona è un coglione, ma Brumotti fa una cosa che mi sta sul cazzo, cioè va in giro in bici. Immagina che tu sei uno spacciatore, tipo te stai spacciando, stai facendo il tuo lavoro da immigrato normale e arriva un tizio che fa: ehi, cosa stai facendo? È la droga quella! Ma vaffanculo! Ma tiri fuori la pistola e gli spari in bocca! Cioè, ma cammina sui tuoi cazzo di piedi, deficiente! Chi sei, Stephen Hawking, coglione? Cioè, se l'alternativa alla droga è andare in giro in bicicletta, vaffanculo, mi drogo dalla mattina alla sera. Cioè le scale non le sa fare a piedi quel ritardato. Comunque, cioè, a me, quindi non saprei cosa fare. Però Fabrizio Corona è bello quando becca qualcuno che sta sul cazzo, no? Tipo Raul Bova. Io ho goduto, vi ricordate la cosa che è successa a Raul Bova quest'estate? Che hanno beccato quel messaggio vocale di... Lo spiego per i maschi etero, le donne lo sanno tutti. Maschi etero, è successo che Raul Bova mi ha dato un messaggio vocale a un certo punto, una tipo dicendo: amore mio, ieri siamo stati benissimo, i tuoi occhi spaccanti hanno irradiato la che schifo. Allora, cioè, c'è da dire che ho ascoltato questo messaggio vocale e un sacco di persone hanno preso per il culo Raul Bova, no? Soprattutto donne e gay. C'è una categoria di persone che non ha partecipato all'atto di bullismo generale, che eravamo noi uomini etero, molto proni al bullismo solitamente, ma appena leggiamo questo messaggio, quando ho sentito questo messaggio vocale, il mio primo pensiero è stato: madò, speriamo che nessuno abbia un messaggio vocale di me, che ci provo in difficoltà. Cioè, avete presente quelle cose che dice alle 4 di notte quando la conversazione è scema e lei se ne sta per andare, tu sei disposto a dire qualsiasi cosa per farla rimanere là, tipo: ok, va bene, ci credo, ai tarocchi. Avete presente quell'ora alle notti, tipo alle 3:20, che arriva quel messaggio a tua madre che mandi tipo Gollum facendo: mamma, a che ora sono nato? Io una volta ero talmente in difficoltà che ho citato Terenzio a una tipa. Avete presente l'autore latino nihil humano me alienum est, nulla di umano a me alieno, per convincerla a ingoiare. E ha funzionato, raga. Però io ho ascoltato questo messaggio vocale con molta attenzione, devo dire 3-4 volte, e a un certo punto ho notato che la locuzione verbale occhi spaccanti veniva usata da Raul Bova con troppa sicurezza. Al punto che ho capito che non era la prima volta che lo usava il pezzo di merda. Aveva funzionato altre volte e sapete di chi è la colpa? Di voi donne. Perché le donne dicono sempre: a noi l'aspetto fisico non interessa, l'aspetto esteriore non interessa, noi guardiamo quello che c'è dentro. Ah sì? E Raul Bova lavora perché è bravo? Stefano De Martino è un bravo presentatore. Ci sono le vecchie che guardano il programma in muto, porca madonna. Cioè si sgrillettano quelle fighe, cioè, che sembrano fatte di polvere. Cioè, io sono lì, allora, per confermare questa tesi sono andato a vedere una cosa, le pagine dei nuotatori. Avete presente chi è Ceccon? Il nuotatore, quello fregno, c'era una foto di lui che esce dall'acqua con l'acqua che tipo gli scende sugli addominali, tipo cascata del Niagara. Io sono lì che guardo il mio cazzo e faccio: stai giù, porca madonna, che sei albanese, non puoi essere frocio. Cioè, e leggo i commenti sotto la pagina di questa cosa e sono incredibili. Cioè, scritto tipo: ravanami, trombami, ma il migliore era una tipa che scrive: scopami, come se fossi un pavimento sporco di Roma Nord e tu una filippina in cerca di permesso di soggiorno. Poesia! Da immigrato ero lì, ho detto poesia! E a me sta un po' sul cazzo questo tempo storico in cui le donne si lamentano di essere oggettificate, perché noi uomini in realtà sappiamo molto dell'oggettificazione, perché siamo stati oggettificati molto prima di loro. E non sto parlando del catechismo. Di solito quando faccio questa battuta applaude chi l'ha preso in culo da un prete. Comunque, cioè, non parlo di catechismo, parlo di un momento che è quinta elementare, prima superiore, ed è il momento che tutti noi abbiamo vissuto, noi maschietti, ce lo ricordiamo tremendamente, che è la classifica di bellezza dei maschi fatta dalle donne. Ci sono gli uomini che stanno facendo: non me lo dovevi ricordare. Le donne che fanno: porca troia, sapevo che sarebbe tornata sta cosa che avevo fatto inconsapevolmente. E io mi ricordo questo momento come molto traumatico, perché ero un piccolo immigrato veneto
appena arrivato dall'Albania in Veneto negli anni 90, secondo voi dov'ero in classifica? Penultimo. Sì, capito? Però ero contentissimo che avevo battuto una persona. Michael, biondo, occhi azzurri, alto, down. Sì, cazzo, sono meglio di... E mi ricordo che quando arriva la classifica, Michael, cioè, vede che dicono tutti i nomi e a un certo punto dicono Xuliano e poi Michael lui fa Troie! Mai stato così dalla parte, ho detto, Madonna che superpotere che c'ha Daniel, lo voglio anch'io, cazzo. Troie! Perché io sarò anche down, ma almeno non sono albanese, cazzo! Bene, adesso continuiamo l'applauso per la wild card della serata. Fate un sacco di casino per Francesco di Lernia. Giuliano Dule, fatelo più forte per Giuliano, il grande. Energia. Posto? Ti vedo in difficoltà. Come? Serve un Negroni? Possiamo fare un Negroni? Non mi stanno cagando di strisce, ci stanno facendo i cazzi loro. Buonasera scena, io sono Francesco e non sono di Roma. Si sente che non sono di Roma? Qualcuno ha detto no. Di dove sono? Bravi, mazza, tutti Puglia avete urlato, bravissimi, ottimo. Qualcuno vuole azzardare la zona? Salento non è Puglia, mi spiace. Non è... No. Più vicino a Foggia purtroppo, non è neanche un vanto, infatti. No, sì, sono pugliese, orgogliosamente pugliese. E va tutto bene, io sto abbastanza bene in questo periodo, infatti vi dico, vado in terapia, che comunque da maschio bianco eterosessuale è sempre un vanto dirlo, mi vanto come se salvassi 10 cuccioli al giorno dalla strada, del fatto che vado in terapia. Mi fate un applauso se siete andati in terapia, infatti. Grazie. Che risposta di scena, mi inchino a voi, che risposta di scena, non l'aspettavo. Fate un applauso anche se non andate in terapia. Tu applaudi e basta. Loro hanno applaudito entrambe le volte, non hanno chiaro. Vabbè, qualcuno ha applaudito la seconda volta. Avete applaudito la seconda volta di là, giusto? A parte che cazzo vi applaudite, comunque non andate in terapia. Siamo d'accordo che tutti quelli che hanno fatto il primo applauso sommariamente, vanno in terapia per colpa di tutti quelli che hanno fatto il secondo applauso, più o meno, sommariamente. Più o meno, avete rotto il cazzo, cioè più o meno avete rotto il cazzo. Ogni volta che uno fa il secondo applauso devo fare un'ora in più di terapia, non ce la facciamo più. Non abbiamo più una lira più che altro, dovete andarci anche voi a una certa. Ovviamente ce l'ho con i miei genitori, però ci siete voi qui davanti. Sto parlando con loro, in realtà non sto parlando con voi. Però in realtà sono contento di andarci perché parlo di cose molto interessanti con la mia terapista. L'altro giorno le ho detto, lei mi fa, Francesco tu non sei egocentrico, sei egoferito. E io ho detto... No, dottoressa, penso proprio di essere egocentrico in realtà, sono abbastanza sicuro di essere egocentrico. Lei mi ha detto, ma perché? Che cosa te lo fa pensare? Ho detto, ma il fatto che appena lei ha detto ego ferito, la prima cosa che ho pensato è stata, ego ferito, eh? Devo dirlo a tutti, appena esco da qua, sarà la prima cosa che farò. Quindi siamo d'accordo, adesso non se ne parla più, abbiamo raggiunto un accordo, sono egocentrico. Però parlo anche di altre cose. Le ho raccontato qualche giorno fa alla mia terapista che quando andavo a scuola, una mia compagna di classe mi ha detto sembri una donna a cui hanno attaccato la barba con la colla in faccia. Mi ha detto questa cosa una mia compagna di classe. Avevo 15 anni. Non era una cosa terribile da dire, consentitemi di dirvi che ci sono rimasto male a 15 anni. Adesso ne ho 32, consentitemi di dirvi che ci penso più spesso di quanto mi piace ammettere a questa cosa che mi è successo, perché ero anche un ragazzino abbastanza effeminato, ok? Ero abbastanza effeminato, non abbastanza da dare dubbi sulla mia sessualità, abbastanza da far sì che non ce ne fossero dubbi, erano tutti convinti che fossi omosessuale, erano sicurissimi. Una volta sono andato da mia madre e ho detto mamma io credo di essere eterosessuale e mia madre mi ha guardato e mi ha detto nah, non penso sia questo il caso. Faccio no ma ti giuro mi piacciono le ragazze, stai guardando una mamma per amica per la seconda volta con me, cioè ti vedo, va bene così, sarà una fase insomma. Credi di essere. Poi io lo so perché, cioè so perché ero effeminato, sono cresciuto con 8 cugine, sono stato il primo maschio in una famiglia di 8 cugine, quindi tutte queste donne hanno modellato la realtà intorno a me, io mi sono comportato in un certo modo perché 8 donne mi hanno cresciuto. Il problema però è stato anche che sono stato cresciuto da 8 cugine, che se fate bene i calcoli sono 16 tette, sono tantissime tette, che io ho visto tutte prima dei 14 anni, ero sicurissimo di non essere omosessuale, viste tra l'altro molte più tette prima dei 14 anni che dopo, tra l'altro. Quindi. Comunque non male per un ragazzino effeminato, siamo d'accordo. No,
ovviamente mia madre neanche gliene fregava chissà che cosa del mio orientamento sessuale, lei voleva solo vincere le Olimpiadi del progressismo, cioè figlio gay ti dà un sacco di punti, figlio gay. Solo figlio con la sindrome di Down ti dà più punti di un figlio gay nelle Olimpiadi del progressismo. Mia madre è una donna di sinistra, lei sarebbe contentissima se io avessi un figlio. Io sto con una ragazza, se noi avessimo un figlio sarebbe super contenta. Ma se io avessi un figlio adottato con Thomas, il mio compagno olandese di seconda generazione con genitori del Ghana, cioè avrei una casa di proprietà, sarebbe molto più che contenta mia madre, grazie. Molto più che contenta. Me ne può fregare di me. Io tant'è che sto con una ragazza, sorpresa di tutti sto con una ragazza, da un po', tra l'altro, da qualche anno conviviamo, però faccio una vita particolare perché negli ultimi anni ho fatto un lavoro che mi ha portato a viaggiare tantissimo e quindi negli ultimi 3 anni io passavo 6-7 mesi fuori in viaggio e la mia ragazza stava 6-7 mesi a casa da sola e ovviamente poteva uscire, cioè non è che doveva stare a casa, sono un pugliese, non sono quel tipo di pugliese. Fatto sta che passava tanto tempo per i cazzi suoi e quando parlo con la gente in viaggio o dei viaggi, le persone mi fanno domande sulla nostra relazione, sulle problematiche della nostra relazione derivate dalla mia assenza. Ovviamente la gente che me le fa sorvola del tutto sulle problematiche derivate dalla mia presenza, che sono molte di più e molto più gravi, tra l'altro, tipo il fatto che cago con la porta aperta, per dirne una. Con la porta di casa intendo, perché non sai mai chi può suonare mentre stai cagando. Fatto sta che la domanda che mi fanno più spesso è: oddio, ma la tua ragazza non è gelosa? Chissà quante ragazze conoscerai in viaggio, chissà quante tentazioni, non è gelosissima la tua ragazza? E io con sgomento mi trovo a dover raccontare a queste persone una cosa che racconto anche a voi, e cioè che io in tanti anni che vivo, un problema con cui non ho mai dovuto avere a che fare è quello all'uscire di casa, quello di dover scansare la fessa. Cioè non è mai stato un problema, nel senso, non è che mi devo difendere da questi attacchi da parte delle donne o schivarli tipo Matrix, proprio mai successo, potete vederlo da soli, non è un problema con cui convivo, faccio una vita serenissima, più serena di me la fa la mia ragazza, dorme con 7 cuscini quando sono in viaggio, è tranquillissima. C'è stato un periodo in cui ero convinto di dover scansare la fessa, vi sarò sincero, ero in terzo liceo e sarò ancora più sincero, non dovevo scansare la fessa, ero convinto di dover scansare la fessa. Il motivo per cui non ero convinto è che una mia compagna di classe una volta mi ha fatto un complimento sul mio aspetto e fine della lista dei motivi per cui ero convinto di dover scansare la fessa. Bastato un complimento, non c'è servito altro. Sapete, noi maschietti funzioniamo così, basta fare un complimento che passano 10 anni, te lo ricordi ancora. Per dire, una volta la mia ragazza un paio di anni fa, dopo che abbiamo fatto l'amore, mi ha detto: mazza, oggi stavi in forma. Non è mai più successo, non ha mai più detto una cosa del genere. Però io ogni volta che facciamo l'amore, dopo una prestazione mediocre in cui lei mi guarda un po' scocciata, io la guardo e faccio: sì, ma quella volta quanto cazzo stavo in forma, quanto cazzo stavo in forma. Funzioniamo così. Fatto sta che non devo assolutamente scansare la fessa, perché lo so, io faccio sport, gioco a calcio da quando sono un bambino, ho sempre giocato a calcio, gioco tuttora a calcio ogni settimana, un paio di volte a settimana. Quando tu fai una cosa in particolare per tutto questo tempo, ti convinci ogni tanto di essere anche bravo, ti convinci di essere bravino. Io sono convinto di essere decente quando gioco a calcio e una sera, dopo aver fatto una partita, mi arriva un video su WhatsApp ed era un amico che ci ha mandato il video della partita che abbiamo giocato. Non so se qualcuno di voi fa sport, consiglio generale: non guardatevi mai in video dopo che avete fatto sport, non guardatevi mai fare sport. Guardo un video di me fare sport, mentre pensavo di me stesso che sono un fenomeno, guardo il video e penso: com'è possibile che io non prenda una pensione di invalidità per questa cosa che faccio ogni settimana? Dovrei prendere quantomeno un sussidio, una cosa, qualche centinaia di euro. Un mio amico ha visto il video e ha fatto: ah, hanno messo il calcio a 7 alle Paralimpiadi, siamo contentissimi. Ottimo. E perché vi dico questo? Perché la sensazione che io ho provato in quel momento, quando ho guardato il video di me stesso giocare a calcio, è stata esattamente la sensazione che ho provato la prima e ultima volta in cui ho visto un video di me e la mia ragazza che facevamo l'amore. Esattamente la stessa sensazione. Faccio fatica a descrivere a parole quella sensazione, non è stato terribile, è stata un'esperienza extracorporea, cioè non ho mai provato orrore guardando un porno, questa è la cosa che è più facile che vi posso dire. È la prima volta che guardavo un porno ed ero schifato da quello che stavo vedendo. E comunque ho visto dei porno terribili, come penso tutti qua dentro, tipo quelli che c'hai 5 minuti e fai 2 ragazze e una tazza di merda, si può fare, andiamo. E comunque quello era molto peggio, molto peggio. Cioè, skippavo solo per vedere le parti in cui c'era lei sopra, per dire, perché quando c'era lei sopra era tipo la cavalcata delle Valchirie, era una cosa incredibile. Quando c'ero io sopra era tipo Fantozzi che fa l'esorcista, una cosa diversa, comunque interessante. Quindi era porno, horror, commedia, incredibile.
Dico ultima volta perché per riprenderti una seconda volta che fai sesso devi avere un livello di confidence alla Fabrizio Corona, una cosa del genere. Io sono più a un livello Luca Laurenti, questo è il livello di confidence che c'ho io, è stata una cosa terribile. Tra l'altro io ho fatto questa cosa, abbiamo girato il video, sono andato in bagno, l'ho guardato io da solo, sono uscito dal bagno, ho guardato la mia ragazza e ho detto ti prego di non guardare mai questo video, amore mio. Come se lei non fosse stata con me sul set tutto il tempo, come se non avesse l'immagine stampata in testa della mia faccia contorta per non venire, la mia faccia sudata, pelosa, che si muove. Tipo, voi siete schifate, manco l'avete visto il video, immaginate cosa pensavo sarebbe successo se l'avesse visto lei. Ecco, io per spiegare a queste persone che dubitano della gelosia appunto della mia ragazza, dico sempre questa cosa, io non sono Ulisse con le sirene, cioè abbiamo la storia di Ulisse e le sirene, Ulisse in viaggio, 20 anni, a una certa incontrano delle sirene e lui per non cedere alla tentazione si fa legare all'albero maestro perché sennò sarebbe morto. Ora, io ho fatto 6 anni di liceo scientifico, se c'è una cosa che 6 anni di liceo scientifico mi hanno insegnato è che manco Ulisse avesse questi problemi. Cioè Ulisse è uno che è stato in viaggio così tanto che a una certa si voleva scopare dei lamantini, questa era la cosa che stava succedendo. Stavano in viaggio, si facevano diverse seghe a vicenda per 15 anni, lui ha visto questi lamantini e ha detto vado a farci sesso, questa è la cosa che farò adesso. E loro no Ulisse non ci sembra il caso, no, io adesso scendo da questa cazzo di barca e vado a incularmi questi lamantini. Voi non potete fare no Ulisse guarda mettiti dei tappi alle orecchie, ci sembra una soluzione un po' più no, io adesso vado ad incularmi questi pesci giganteschi e voi non potete fare nulla a riguardo. Quindi l'hanno legato all'albero maestro, c'era lui che si dimenava come Sirius Black nel prigioniero di Azkaban così. E loro che guardavano i lamantini dall'altro lato che facevano Ulisse quanto cazzo stai arrapato, frate? Incredibile. I membri dell'equipaggio tornati a casa hanno raccontato alle mogli e le mogli, amore mio, chissà quante tentazioni avrei dovuto resistere per preservare il nostro amore. E loro, porco due, pieno di fregna, non puoi capire, chiede ad Ulisse, non puoi capire, pieno di fregna. Ulisse che praticamente era un boro in discoteca, praticamente Ulisse, ha guardato questi lamantini, ha fatto, ammiraglio, questa vuole troppo scopare. L'ammiraglio, Ulisse, sono un pesci, e lui fa, a parte che sei un ignorante, sono dei mammiferi giganteschi, comunque non hai visto che bocce c'hanno sti cazzo di lamantini, non hai capito. Grazie mille ragazzi, sono Francesco Di Lernia, continuate l'applauso per il prossimo comico, resident di Comedy Clash, il mio amico Lorenzo Siciliano. Francesco Di Lernia, continuate. Di più, dai. Free mio fratello Andrea Pucci. Ragazzi, se pensate che chi è fascista non possa fare il comico, beh allora io non posso fare il comico. Scherzo, eh? Quelli di Pomezia apprezzano però, penso. È vero o no, ragazzi? Sentite, vi faccio una domanda, è rivolta principalmente a uomini, donne omosessuali, qualsiasi cosa. Allora, questo è il trade che vi propongo. Prima vi do la ricompensa e poi mi dite se lo accettate. Allora, la ricompensa è che puoi fare sesso con Bella Rodriguez, Nina Moric e una delle tue Donatella, magari la più fregna. Però, poi dovete fare sesso pure con quel budino della Lemora. Accetti? Sì. Te ne volevi fare l'Elemora a prescindere dalla questione, mi sa. Per partito preso, ti piace l'Elemora? Io penso che se l'Elemora sulla metro per sbaglio, per egge, se mi sfiora la mano, torno a casa e mi faccio 6 docce. Mi scarta vetro le mani, ma che stai a scherzare? Fa schifo, fa. Sembra Macin Buu viscido, è l'impressione solo mia. L'Elemora, che grande Fabrizio Corona, eh? Il miglior giornalista italiano, siamo tutti d'accordo. Prende Saviano, gli fa 6-0-6-0. Sì, è così, ragazzi. E siamo tutti d'accordo anche che la riqualifica dell'immagine di Corona si basa tutto sul fatto che è un bell'uomo. Siete d'accordo con me, no? Si basa su questo. Quindi Saviano, porello, gli dice male. Però c'ho dei consigli per Roberto Saviano per fare un po' di rebranding. Un piano che si basa su 3 punti fondamentali. Primo, volo andata e ritorno per Istanbul. Gli diamo una sistemata subito. 2, bassa mafia, amico mio. Hai rotto il cazzo, no? Ma non ti sei stufato? Manca il cesso da solo puoi andare. Ma da quant'è che non ti fai una pippa, Savia? Fatelo. Poi gli italiani si incazzano, hanno ragione, dice quei soldi nostri paghi la scorta per vedere questo che si smanetta. È un po' no? Siete d'accordo? Tu sei Saviano proprio, ti ho scambiato per lui. Sei Saviano che mangia leggermente di più, perché non è ciccione, non era body shaming, è grosso. Tu bevi? Ok, penso pure Saviano, porello.
E terzo punto di questa lista è: quando parli, amico mio, dagli un po' di enfasi, perché veramente vuoi sconfiggere la mafia, c'hai la grinta del termosifone. Risulta pure difficile, no? Dice che Saviano Porello sti giorni non sapeva con chi parlare, stava da solo, dice che ha provato a fare due chiacchiere con quello della scorta, che dopo 2 minuti gli fa: amico mio, se te volevo sentire mi scaricavo Audible. Grazie. Dice: non te voglio sentire, fatti sta zaganella in pace, mi rompi i coglioni, se no mi faccio stampare 300 magliette con l'indirizzo di casa tua. No, Porello, non è colpa sua, è che purtroppo questa società si basa anche sulla bellezza, sulla comunicazione, sullo charme che tu hai quando comunichi, no? E ci avete presente tutti il concetto di pretty privilege, di cui ovviamente non gode Roberto? Ce l'avete presente? No, ve lo dico, pretty privilege è un inglesismo per dire che se nasci fregna ti ha detto bene nella vita. E questo è evidente a tutti, no? Vista la quantità di gente che si sta arricchendo non avendo nessuna qualità se non oltre la bellezza. E ora io vi faccio una domanda a voi. Dico, non vi dà fastidio che la bellezza sia un privilegio così grande? Dico a voi, perché insomma io mi difendo. No, non lo dico per questo, lo dico perché per me è una sua logica, no? Cioè comunque se nasci con i piedi di Messi non è merito tuo, se nasci ingegno in matematica, mezza autista, non è merito tuo, se nasci Zendaya, stesso concetto deve essere, no? E poi inutile che uno viene da me e mi dice: guarda Sici, per me non conta la bellezza esteriore, conta solo quella interiore. Amico mio, se Zendaya ti dice che fa colazione con i ragazzini africani perché gli fa la pelle liscia, tu il giorno dopo parti, vai in Congo, prendi 10 cuccioli di nero, ti assicuri che tra questi non ci sia manco un Mbappé o Yamal e glieli porti, capito? Che quella è Zendaya, non è Tuzia che ha smesso di mangiare Mac e si è segnata a Pilates. È Zendaya. Voi dite: certo sì, tu ci stai su sta cosa sulla società di oggi, ci avrai una soluzione. No ragazzi, non c'è, se c'è sorti di rifare fino ad attacchi al cazzo. Semplice. Vai, bene. Se c'è sorti di rifare fino ad attacchi al cazzo. Ci avete presente la teoria degli incel, quella per la quale l'80% delle donne è attratta dal 20% degli uomini? Dici l'altro 80% degli uomini che fa? Zaganelle, amico mio. Se fa Saviano che combatte la mafia, non te ne può fare te. O no? Certo direte: mo stai continuando, ma ci sarà qualcosa di effettivamente positivo nelle cose che ci dici? Sì ragazzi, in realtà tutto questo non dipende da te, cioè la tua statura, la tua bellezza, non dipende da te, no? E potevi che ne so, nascere alto 1,90 m, moro, con gli occhi celesti e sei bellissimo, come potevi nascere Parenzo. Brutto forte. Ha detto lui, io mi associo. Potevi nascere palestinese e adesso stavi sotto le macerie, come potevi anche nascere Parenzo. Mio fratello De Pomozzi è morto. E quindi è tutto casuale, no? Potevi nascere figlio di Cristiano Ronaldo e a solo eri miliardario, come potevi nascere in Burkina Faso e ogni giorno ti fanno una Royal Rumble per un bicchiere d'acqua con l'AIDS. Meno male ci stanno loro perché stanno casando forte. Che grandi. No, fratello, no. Che cazzo ti sei messo in testa? Come ti chiami, caro? Come ti chiami? Che è una cosa strana? No? Dice no? No, è una stronzata, hai ragione. Non lo devo dire. Ah sì? Non ti avevano chiesto fino adesso? Ok, quindi era una serata buttata fino a questo momento. Lanfranco. Quindi ragazzi, per concludere, in realtà vorrei dire che in una società che ti fa pensare che è degno di ammirazione, di stima, solo chi è bello, pieno d'amici, pieno di festa, pieno di macchine. A chi? A me? Frate, mo c'è problemi, io scendo di meno subito. O no? Mi dai una mano te, mi sa? Ti sei portato pure lui apposta. Tu non fai le cose senza un criterio, evidentemente. Sei venuto per dire Lanfranco e per farti meno da me e lui. Vedete, rivedi un attimo, ci avrai cose più importanti da fare nella vita.
Tra l'altro hai rovinato pure il finale del pezzo, adesso io che cazzo mi invento? Non vedi che stavo a fare un discorso, ero in procinto di dire qualcosa di importante. L'anfra, porco Dio. Che roba, ragazzi. Allora, quindi stavo chiudendo. Stavo dicendo che in una società che ti fa pensare che è degno di stima, di ammirazione, solo chi è pieno di sordi, chi è pieno di festa, chi è pieno di amici. Voi ricordatevi che c'è sta Roberto Saviano. Grazie, e Lanfranco. Un applauso per l'MC di questa serata, Giuliano Dule, ma sale anche lei, no? No. Continuate l'applauso per Lorenzo Siciliano, fatelo! Bravo Lanfranco. Ora io non lo sapevo che ti chiamavi come un omosessuale qualunque, però com'è stata la tua vita da Lanfranco? Ma i tuoi genitori come si chiamano i tuoi? Pino e Lisa, sono stronzi proprio allora. Cioè Lanfranco perché? Ti hanno spiegato? Elenco telefonico. Elenco telefonico. Cioè, hanno aperto l'elenco telefonico e hanno detto una cosa che abbiamo coltivato per 9 mesi dentro di noi. Ma hai fratelli e sorelle? Come si chiama? Allora però, cioè, li odi i tuoi genitori. Cioè, comunque puoi sederti al tavolo con le nostre amiche avvocate se vuoi. E che volevo dire? Che vi piace il dark humor? Metà. Stiamo qua apposta? Allora, tu Lanfranco, sai che nel 2007 la Chiesa Cattolica ha tolto il limbo? Sai cos'è il limbo? Il purgatorio. Allora, ero a Policoro l'altro giorno e uno mi fa, sì, Erballo! Cioè, no, il limbo era la parte dell'antinferno dove venivano mandati... Tu sei... Allora, io ho una maglietta che per la prima volta in vita mia mi è arrivato mi ha scritto su Instagram un post che si chiama Maison Rapito, e mi fa, ti vogliamo regalare delle magliette molto belle, ho detto, dai! E la maglietta che mi hanno regalato ce n'era una che ho scritto tipo, non fare la doccia da solo, usa la pipì della tua fidanzata, e questa che dice, blow jobs are real jobs. A me la cosa che mi stupisce di questa cosa è che tu che parli inglese. Cioè, è il gelataio di Nettuno che fa yeah, sorry, I'm from England and I know very well how to say blowjobs to all my clients. Ma sono andato troppo oltre. Ma l'inglese dove l'hai imparato? Pornhub o da qualche altra parte? Pornhub e lavorando. E lavorando? Dimmi, io sono un cliente inglese, facciamo una scena di improv. Hello, sorry, can I have an ice cream? No. But I hear you do great blowjobs. Quelli sono gravi. Comunque, allora, non so, nel 2007 hanno tolto il limbo, per chi non... Cioè, io ho scoperto anch'io da poco cos'era il limbo, è il porto dell'antinferno, dove venivano mandati i non battezzati, diciamo, nella chiesa, nell'inferno cattolico. Solo che nel 2007 la Chiesa si sono riuniti tutti e hanno detto il limbo non è mai esistito, è un errore teologico, tutti quelli non battezzati sono sempre finiti all'inferno. Roba che rende l'inferno un posto stranissimo, se ci pensate. C'è un sacco di gente che non c'entra un cazzo tra di loro. Socrate, Platone, Anna Frank, Primo Levi, Hitler. Cioè, immaginatevi la rabbia di Hitler che arriva all'inferno, arriva e scopre che è pieno di ebrei. Va subito a lamentarsi da Satana e fa, oh Satana, guarda che qua è pieno di ebrei, e Satana gli fa, oh stai zitto che metà li hai mandati te. Tra l'altro posso dire pessima scelta di gusto, pessimo gusto mandare degli ebrei nell'ennesimo posto che va a fuoco. Non si fa. Però, cioè, devo dire, immaginatevi in questo momento, se deve essere stato un momento particolare nella vita di Hitler all'inferno, mentre leggeva le notizie del genocidio a Gaza. Cioè lui che leggeva,
Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. Cioè, lui che balla, capito? Se la bulla va subito da Mao e Stalin e fa: indovina chi viene promosso, pezzi di merda. Purgatorio. Sono Mao e Stalin che cercano di difendersi anche loro, capito? Che gli fanno. Mao e fa: guarda che anch'io ci sono un sacco di ebrei. E tipo Hitler fa: stai zitto che non esistono ebrei cinesi, coglione. Cioè, Stalin fa: guarda che anch'io ci sono un sacco di ebrei nei miei gulag, anch'io ho i campi di concentramento. Hitler fa: sì, ma i tuoi erano aperti a tutti. I miei esclusivi, servizio VIP, pezzo di merda. Li andavo a prendere a casa, c'era la lista d'ingresso e da me col cazzo che entravi senza timbro. C'era pure il dress code che era un abito gessato a righe. E immagino il processo di promozione di Hitler deve essere stato strano, no? Perché capito, Hitler arriva da San Paolo e fa: guardi, io la mia petizione di promozione, la mette là e lui legge e fa: ma perché fa questa cosa? Guardi, purtroppo gli ebrei hanno cominciato a uccidere un sacco di palestinesi in Palestina, in Terra Santa. Cioè, sente sta cosa, vedi Gesù che si alza dietro dalle nuvole e arriva e fa: no, di nuovo. Sai cosa è successo a me, vecchio? Cioè... E immagino che Hitler viene promosso al purgatorio, poi c'è anche la retrocessione, vengono retrocesse anche un po' di persone. Comincia con la prima retrocessione, San Paolo fa: avanti il primo, lei è il signor Oscar Schindler. No, e poi lo mandano giù in ascensore che va all'inferno, comincia il secondo film di Spielberg che si chiama Schindler's Lift. Piano piano, vabbè. Ok, allora no, io devo dire, io faccio queste battute perché sono stato anche querelato recentemente dalla comunità ebraica romana. Ecco il nazista della sala. Sono stato querelato dalla comunità ebraica romana a causa di una battuta che ho fatto, che non so se qualcuno di voi ha sentito. La battuta è più o meno questa, è sulla questione palestinesi. Siamo d'accordo che le pretese di Israele in Palestina siano irrealistiche? Perché è un po' come se tra 5.000 anni un gruppo di nani veleggiasse verso la Nuova Zelanda reclamando la sovranità del territorio, brandendo come prova un libro sacro, e il libro sacro è Il Signore degli Anelli. Raga, faccio questa battuta, va virale sui social, a un certo punto uno del Mossad mi sta facendo un video, mi piace, cioè comunque va virale sui social, cominciano ad arrivare una serie di commenti e taggano subito una pagina che si chiama Osservatorio Italiano contro l'antisemitismo. E mi arriva la querela della comunità ebraica romana e tra le richieste della querela ci sono due. La prima è togliere il video, la seconda è un risarcimento economico pecuniario alla comunità ebraica di Roma. Anche io sono lì con i miei avvocati, leggo e faccio: soldi. Certo che non lottate veramente tanto contro gli stereotipi. La cosa che mi sta più sul cazzo a me di questa cosa è che comunque, cioè, accusare un albanese di antisemitismo vuol dire non sapere niente della storia contemporanea dell'Albania. Perché non so se lo sapete che l'Albania è l'unico paese durante la seconda guerra mondiale a non aver consegnato mai durante la durata della guerra la lista degli ebrei presenti nel nostro territorio. C'è anche da dire che all'epoca non avevamo manco la lista degli albanesi. Eroi involontari li chiamo io. Per farvi capire, mia bisnonna ha nascosto dentro casa sua 2 famiglie di ebrei durante le retate dei nazisti. Io ogni tanto andavo da mia bisnonna, ma è morta, è vecchissima. Gli ho detto: ma bisnonna, ma tu hai rischiato la vita per salvare degli sconosciuti? E fa: certo Giuliano, non avrei mai permesso a nessun straniero italiano, tedesco che fosse, di venire a casa mia in Albania e uccidere degli ebrei al posto mio. Tra l'altro le faccio: nonna, sono passati anche 80 anni, che dici di farli uscire? Bene, tenendolo su questo applauso per la secret guest, per il super guest di questa serata, signore e